profondamente legato al territorio e alla vita comunitaria, celebrazioni liturgiche, feste paesane. Intanto ecco, potete fare il vostro ingresso, li accogliamo con un forte e fortissimo applauso. Vi dicevo, loro cantano in diverse occasioni, celebrazioni liturgiche, feste, matrimoni, eventi, tutto ciò che ha a che fare con la comunità, soprattutto anche con gli anziani. Questo è anche un bel, davvero molto bello, e ho voluto sottolinearlo, una presenza che testimonia davvero il legame tra il coro e la comunità di Siniscola. Questa sera ci presenteranno 4 brani. Allora, inizieranno con Savida Mea. Savida Mea, testo di Don Salvatore Angelo Chessa, musiche di Mauro Lisei, un canto di carattere liturgico tratto dall'omonima poesia di Don Chessa e musicato dal maestro Mauro Lisei. Proseguiranno poi con Samama e Sunie di Giampaolo Bugioni, proseguiranno poi con il terzo brano sul Redentore, una pagina di ispirazione religiosa legata alla lode al Cristo risorto, e poi concluderanno questo loro momento con la Ninna Nanna di Antonistene di Antioco Casula Montanaro. Qui il canto incontra la parola poetica di Montanaro, una Ninna Nanna che richiama una dimensione intima e familiare. E quindi lasciamo a loro lo spazio, li vogliamo ascoltare, non vediamo l'ora, e quindi, signore e signori, il coro su Siniscolesu diretto dal maestro Giovanni Vessini.
canto che inviamo